Oggi presso l'Istituto Gallo di Agrigento una manifestazione teatrale dal tema Kairos in collaborazione con il Lions Agrigento Valle dei Templi, dove parla di un grandissimo tema sociale che è proprio l'inclusione. Sì, oggi è un momento corale di conclusione dell'anno scolastico di uno dei progetti co-curriculari del PNRR che abbiamo svolto anche in collaborazione con il Lions Club di Agrigento, il progetto Kairos. È un progetto a cui abbiamo tenuto tanto perché ha rappresentato non solo un momento di unione tra i ragazzi di varie classi, dei vari indirizzi, ma anche un lavoro attivo da parte dei docenti che hanno così integrato la loro azione curriculare in una maniera molto attiva, dinamica, favorendo la socializzazione degli alunni, il piacere dello stare insieme. Certo, questo è fondamentale anche perché questo progetto ha permesso l'integrazione dei nostri ragazzi, soprattutto dei ragazzi più fragili, che hanno avuto una parte di rilievo nella rappresentazione teatrale alla quale oggi assisteremo. Devo dire che la scuola ha dimostrato ancora una volta quest'anno di impegnarsi anche nell'extracurriculare, proprio perché si vogliono assicurare tutti quegli aspetti capaci di dare vera qualità alla scuola. Ne siamo molto soddisfatti, abbiamo trascorso un anno scolastico molto impegnativo, professori, alunni hanno vissuto la scuola a tempo pieno anche nel pomeriggio, però adesso che raccogliamo i frutti con le varie iniziative che giorno dopo giorno si vanno realizzando nella nostra scuola, siamo molto ma molto soddisfatti. Presidente, una bella iniziativa questa del Lions Club Agrigento Valle dei Templi in collaborazione con Nicolò Gallo, di un tema di grandissima attualità sociale come quella dell'inclusione. Sì, buongiorno a tutti, oggi siamo qui all'Istituto Gallo che ci ha permesso di realizzare questo progetto Kairos, che fa parte delle attività leonistiche volte a migliorare la comunità e la società in cui viviamo. Questo progetto nasce dalla volontà degli alunni soci Lions di mettere a disposizione la propria ricchezza interiore e prefiggersi di riuscire a migliorare l'integrazione scolastica e quindi sociale delle persone che per inconsapevolezza, timori e pregiudizi troppo spesso consideriamo diverse da noi presunti normodotati, venendo con privarle persino della loro dignità umana. Kairos è dunque un progetto culturale rivolto a tutti e si basa su un innovativo concetto di integrazione al contrario, è un pensare speciale. Di questo progetto voglio ringraziare la mia socia Susi Iacona e la dirigente dell'Istituto Gallo che ci stanno permettendo di realizzarlo proprio in questa giornata. Devo iniziare facendo dei ringraziamenti sia al dirigente scolastico che ha permesso la realizzazione di questo progetto, addirittura includendolo nel PNRR, ma sicuramente il presidente Gioacchino Cimino e quanto mi hanno sostenuto. È stata un'esperienza straordinaria come quella che si può fare con i giovani, perché quando si parla di inclusione, di diversità, si parla sicuramente di ricchezza e creatività e noi questo l'abbiamo sperimentato. Oggi ci ritroviamo a fare questo meraviglioso spettacolo sperando che ce ne siano molti altri, perché i giovani hanno bisogno di credere in se stessi e crescere nella serenità, così come la scuola può garantire. Mettersi alla prova, ciascuno con il proprio talento. Il palco è diventato un'occasione di condivisione di esperienze e abilità, di accoglienza, di integrazione e inclusione, dove l'essere diversi diventa una risorsa per tutti. Sarà un momento finale di saluto prima dell'inizio delle vacanze, dove si alterneranno performance di balli, canti, musica e recitazione, ma anche momenti di riflessione su tematiche diverse. Infatti, nei diversi incontri effettuati durante il progetto sono state trattate diverse tematiche, prima fra tutte l'unicità di ogni individuo che deve essere rispettata e vissuta come arricchimento della propria. La prima performance, infatti, è la rappresentazione di una canzone di Gianluca Grignani, Uguali e diversi, interpretata dal nostro alunno Davide Aiello della quinta enogastronomica, con tutti i ragazzi che hanno partecipato al progetto. Le favole, ma l'immaginazione